Ricordo il 2010 c'era sicuramente un momento nel quale si diceva Rovigo è dimenticata, nessuno pensa a noi. La verità è che noi invece abbiamo fatto un sacco di investimenti, lo si vede non solo visivamente negli investimenti ma anche nella qualità delle cure, nel grande lavoro che fanno i nostri operatori e penso che i cittadini sappiano solo che apprezzarlo. A differenza di anni fa, si può dire che oggi l'ospedale di Rovigo Santa Maria Misericordia è all'avanguardia. Il presidente Zaia ha inaugurato un acceleratore lineare e una sala operatoria ibrida dotata di angiografo digitale, un investimento di oltre 5 milioni di euro. È caso di parlare di sanità di precisione, no? E poi queste sono le nuove tecnologie che si affinano sempre di più, che dovranno sempre essere riaggiornate ed è esattamente quello che stiamo facendo. Noi investiamo circa 70 milioni di euro all'anno in macchinari e la sanità ha avuto una grande evoluzione, ce l'avrà ancora di più poi con quello che è l'intelligenza artificiale che entrerà ovviamente in tutti questi macchinari e ci aiuterà ancora ad essere più performanti. L'acceleratore lineare è un dispositivo ad altissima precisione per la lotta ai tumori, che sfrutta la radioterapia. Essenzialmente viene somministrata una dose elevata di radiazione ai tessuti tumorali, cercando di risparmiare al massimo i tessuti sani circostanti. La sala ibrida, prima in Italia per questa conformazione, permette di operare con la massima precisione rendendo l'intervento meno invasivo. Con questa conformazione noi abbiamo un macchinario che è l'angiografo di ultima generazione che si muove in maniera sincrona con il letto in maniera tale da poter avere delle immagini ad altissima definizione che ci consente cosa? Di fare degli interventi a una precisione millimetrica e di poter intervenire molto rapidamente in quelle situazioni tempo dipendenti, diciamo, no? Che se per esempio sono i traumi, l'ictus, le gravi lesioni cerebrali. Ecco, su questo devo dire che con questa strumentazione l'ospedale di Rovigo ha assunto un salto grande di qualità.